sono mica ragni di lecco. Anche. Lì sono vie più facili che un po' più dure. Questo è il rifugio, c'è il ghiaccio, per cui fai fatica a entrare. Una stufa qua. Niente. Pensavo che fosse almeno un po' di luce. Ripartiamo ragazzi. Attenzione, io filmo poi pubblico, per cui se non vi va non vi inquadro. Speriamo che il 490 non sia così brutto. Poi scendiamo giù di là. Abbiamo fatto il 485 che è lì, adesso andiamo giù per il 490. Andiamo proprio giù di traverso. Wow, il gambero rosso. Gradini un po' alti. Quando si carica il peso, spero che rimanga un po' più vuoto. Qua sì che ci divertiamo. Allora ti lascio andare avanti un po', se cadi giù noi torniamo indietro. Occhio qua. Ok. Yup. Altro drop. Wow. L'apripista. Cascata ghiacciata, ma non abbiamo tempo di star lì a filmarla, andiamo. Bel pezzo esposto, come piace a noi. No, quella si divertono, i giovani si divertono sempre. Mi conviene toglierla prima che meglio. Adesso ci togliamo le ciaspole, lui che ha battuto la neve e ci ha spianato un po' la strada. I ragazzi ci hanno superato, sono andati avanti perché anche loro avevano solo gli scarponi e basta. Si aspettava almeno un caffè, ma niente. Il caffè te volevati. Sentieri brutti sti qua. Ok. È chiuso bene, taccia sopra perché.
Sai che se si perdono loro e noi stiamo seguendo le loro tracce, Adesso siamo sì, noi che, come indiani che seguiva. insacchiamo pure noi. Guarda l'assegno, attraversiamo il ghiaione. Sì, bellissimo. Vero, comincio ad aver caldo anch'io. Si può stare in maniche di camicia, sai, qua. Bene, qua meglio. Guarda che meraviglia, po'. Dici che forse era meglio sto qua. Pare sì. Vabbè che in discesa, almeno qui non ci sono i passaggi brutti che invece sono presenti dall'altra parte. Per il momento. Poi vediamo più avanti. Ah, il torrente è bellissimo. Guarda che roba. Bellissimo. Siamo scesi da qua e continuiamo a destra, mentre a sinistra si va verso la Casera Zot che abbiamo visto prima salendo dal 485. Vai. Guarda che posto. Wow. Questo è un bel craft.
Una meteorite. Le meteorite sto qua. Fiandangà. La dà come strada senza uscita che finirebbe sul 4,90, probabile, perché vedo qua lo slargo e non mi pare di vedere continuazioni. Poi arriva il 491, poi si mette su un'altra strada ancora, fino quasi alla strada dove c'è il parcheggio noi. Lassù eravamo. Usiamo il 490 così completiamo il giro e basta. E questo è bello flow. Sì, sì, per raidare con la gravel. Chissà dove cazzo delle mine nostre arriva fino alla strada lì dopo non ho visto cavi roba. Credo che A spalla con la gerla. Volevo venirne fuori dal canalone, eravamo belli bloccati. Yes! Ho sempre paura di rompermi una caviglia. Copilot, dai, guarda qua che c'era un'altra via. Questo deve essere collegamento laghetto Cascata, 15 minuti. Vuoi che andiamo? E poi Casera del Zot, cioè praticamente va dentro il canalone. A me mi piace quelle robe lì, però sai, è sempre andare fuori 20 minuti andata, 20 minuti ritorno, fa 40. Avremo tempo, però se non te ho, ok. In bici questo è fantastico, molto flow. Allora, Casera del Mugon, Ponte 6. Casera dei Zoo, Rifugio Bosco Nero, questo è quell'altro, andiamo da qua. Ci siamo quasi. La strada. Ce l'abbiamo fatta. Strambo, mi spacco tutte e due le caviglie, entrambi i denoci. Ormai niente ci fa più paura. Boh, abbiamo fatto anche questa, ci siamo riusciti, bagno di sangue veramente. Consiglio, la prossima volta se c'è con le macchine, portare via. Tamponcini, Senza ghette. fare riferimento a nessuno in particolare. Dunque ci vediamo al prossimo giro.
Facciamo con la gravel prossima volta. Ciao!